motivi al Lido di Venezia è degenerata con un accoltellamento, il ferito non è grave ma tra i residenti serpeggia la paura e si chiedono maggiori controlli. Aggressione questa mattina a danno di un'addetta alle biglietterie CTV di Piazzale Roma, condanna dalla CISL che dichiara è ora di agire e formare adeguatamente il personale. Inchiesta Palude, chiesto un altro rinvio per il patteggiamento dell'ex assessore Renato Boraso, si va a settembre per la terza udienza. Venezia non è più tra i siti UNESCO a rischio, il comitato ha apprezzato le azioni di governance intraprese in questi anni, tra cui contributo d'accesso per la gestione dei flussi turistici. Basta morti sul lavoro dopo l'ennesima vittima. La CGIL di Venezia e Vicenza ha proclamato un giorno di sciopero nei due stabilimenti della Salgaim Ecologica, Tezze sul Brenta e Lungo di Campagna Lupia. Dopo l'anno straordinario con i dati di presenze fatturati ed il record nel 2024, il 25 si è aperto invece con un segno di forte flessione negli alberghi in città. Parte questa sera fino al 20 luglio la tradizionale sagra del pesce a Chioggia, la festa dedicata ai sapori del mare e della laguna e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Buonasera dall'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In apertura la cronaca, l'avete sentito, una movida violenta al Lido di Venezia con un trentenne accoltellato al torace, tra i residenti serpeggia la paura. Dopo una lite scoppiata per futili motivi, è spuntata anche un'arma tagliente, un coltello, un taglierino, che non è stata ancora recuperata. È stata però una notte decisamente movimentata, quella tra mercoledì e giovedì al Lido di Venezia, lungomare d'Annunzio, culminata con un accoltellamento che poteva concludersi in tragedia. Per fortuna il bilancio è stato meno pesante di quello che avrebbe potuto essere. Ci troviamo nelle immediate vicinanze dell'ex ospedale al mare, a pochi passi dalla sede del punto di primo intervento dell'ULSS 3 Serenissima. Sono stati proprio i sanitari i primi ad accorrere in modo provvidenziale e a soccorrere un giovane trentenne, straniero ma domiciliato a Castello in centro storico, rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, al torace. Il malcapitato perdeva molto sangue e l'equipe del SUEM, dopo le prime cure del caso, ha disposto immediatamente il trasferimento all'ospedale dell'Angelo di Mestre e poi ha chiesto anche l'intervento del 113 per i rilievi. Al Lido, in piena notte, visto che la lite sarebbe degenerata intorno alle 3:30, sono arrivati gli agenti delle volanti lagunari direttamente da Venezia. Le indagini, ancora in corso, sono invece dirette dagli agenti del commissariato di San Marco. L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato trattenuto sotto osservazione al lobby all'ospedale all'Angelo di Mestre. Tra i residenti, però, soprattutto in questa estate, c'è paura e in molti chiedono maggiori controlli. Il consigliere comunale Alessandro Scarpamarta, delegato del sindaco alle Isole, sintetizza così le preoccupazioni della cittadinanza. Dopo i fatti che sono accaduti al Lido di Venezia c'è bisogno di più controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio. Tutto questo non solo al Lido di Venezia, ma anche in centro storico, in terraferma, ma soprattutto nelle isole della nostra laguna e nel periodo estivo dove c'è maggior flusso di persone, di famiglie e di giovani. Quindi una sinergia da parte anche del Comune di Venezia assieme alle forze dell'ordine per avere più controllo e più sicurezza nel nostro territorio. E tragedia verso le 15 di oggi ai Murazzi, dietro via Malamocco in località Terre Perse al Lido. Un turista settantenne si è accasciato al suolo mentre stava facendo una passeggiata assieme alla figlia. L'uomo è stato colto da infarto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. È stato chiesto l'intervento anche dell'elisoccorso arrivato da Treviso, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto. Aggressione questa mattina ai danni di un'addetta della biglietteria ACTV di Piazzale Roma, condanna della CISL che dichiara è ora di agire. Come ogni mattina alle 5:50 un'addetta alle vendite della biglietteria di Piazzale Roma è arrivata sul posto di lavoro per l'apertura alle ore 6. In quel momento ha visto una donna di origine straniera che stava facendo i propri bisogni per terra sotto il porticato. A quel punto le ha chiesto cosa stesse facendo, spiegandole che non era il luogo adatto, ma la donna di tutta risposta l'ha strattonata dandole uno schiaffo in volto per poi scappare.
La dipendente ACTV è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre, dove è stata medicata. Immediata la condanna dell'episodio da parte della direzione. Condanniamo il gesto e siamo vicini all'addetta alla biglietteria, alla quale esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà, ha detto la CTV. Anche la CISL è intervenuta dichiarando che non è possibile tollerare oltre una simile situazione. Cosa si sta aspettando? Ha commentato De Terlizzi. Il protocollo prefettizio sulla sicurezza degli operatori sul trasporto pubblico locale della città metropolitana è stato siglato nel 2024. Anche Vela SPA continua, deve dare corso all'applicazione dei suoi contenuti. Videosorveglianza, attivazione, servizi di controllo nelle biglietterie con guardie giurate, assistenza alle operatrici frontline di biglietteria con il presidio costante e continuo dei responsabili aziendali. Occorre formare gli operatori sul come affrontare le situazioni critiche. Inchiesta Palude, chiesto un altro rinvio per il patteggiamento dell'ex assessore Renato Boraso, si va a settembre per la terza udienza. Rinviata al 9 settembre l'udienza per i primi patteggiamenti nell'ambito dell'inchiesta Palude. L'avvocato Umberto Pauro, legale dell'ex assessore Renato Boraso agli arresti domiciliari, ha chiesto infatti il terzo rinvio per permettere al suo assistito di raccogliere gli oltre 300.000 euro necessari per poter pareggiare il conto delle tangenti che gli vengono contestate dai PM Terzo e Baccaglini per i 12 capi di imputazione e poter patteggiare i 3 anni e 10 mesi concordati dal legale con la procura. I PM non si sono opposti e così hanno fatto anche i legali degli altri 2 indagati, gli imprenditori Ormenese e Bricchese. A Boraso la procura contesta di essersi messo al servizio di imprenditori che in cambio di denaro avrebbero avuto informazioni e agevolazioni su gare d'appalto, autorizzazioni edilizie, assunzioni e quant'altro utile alle loro aziende. Nel frattempo gli altri 2 indagati hanno già versato la somma richiesta inferiore a quella di Boraso. I loro legali hanno concordato con i PM per l'imprenditore Bricchese una pena a 3 anni e 10 mesi e di 2 anni e 8 mesi per Ormenese, accusato di essere stato una sorta di mediatore d'affari per Boraso, ma anche di aver utilizzato i suoi servigi per fare pressing sull'immobiliare del comune Ive per assicurarsi l'acquisto dei terreni dell'area evedese. Venezia e la laguna non sono tra i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. A rischio la decisione assunta oggi a Parigi nel corso della riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale accoglie con favore i miglioramenti nella governance e nella gestione del sito, esortando a proseguire sulla strada intrapresa, e quanto sottolineano in una dichiarazione comune la Farnesina, il Ministero della Cultura ed il Comune di Venezia. Il Comitato ha apprezzato in particolare l'adozione di strumenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela del patrimonio edilizio, il divieto di accesso delle grandi navi al bacino di San Marco, il sistema del contributo d'accesso per i visitatori giornalieri e i progetti di recupero residenziale e culturale come Venezia Città Campus. Basta morti sul lavoro dopo l'ennesima vittima nel Vicentino. Le FLAI CGIL di Venezia e Vicenza hanno proclamato un giorno di sciopero nei 2 stabilimenti della Salgaime Ecologica a Tezze sul Brenta e a Lugo di Campagna Lupia. Siamo qui perché c'è stato l'ennesimo morto sul lavoro. Abdelmajid era una persona, è successo a Tezze. Noi siamo a Campagna Lupia e siamo in solidarietà con il collega di queste persone che lavorano qui dentro. Siamo qui perché non possono più esserci morti sul lavoro nel 2025. Siamo qui perché lo dice il Presidente della Repubblica, che è uno stillicidio, una continua strage. Siamo qui perché non è ammissibile che le aziende ritengano la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro un dettaglio. Per questo le FLAI CGIL di Venezia e Vicenza hanno proclamato un giorno di sciopero nei 2 stabilimenti della Salgaime Ecologica, a Tezze sul Brenta e Lugo di Campagna Lupia, con presidi davanti alle sedi aziendali dalle ore 9. Questo sciopero non è solo per Abdelmajid, ma per tutte le persone, padri, madri e figli che non sono più tornati a casa e sono morti per il loro dovere. Gli organi di controllo vanno potenziati e finanziati seriamente, evidenzia il sindacato. Serve una svolta e serve subito. Per questo, continua, è fondamentale istituire tavoli tecnici periodici tra aziende, organizzazioni sindacali, RLS e medici competenti che affrontino le tematiche legate a salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e che prevedano precise scadenze da rispettare per la risoluzione di eventuali criticità.
La politica regionali centrodestra ancora in tilt con Fratelli d'Italia che striglia gli alleati parlando di questioni personali in casa centro-sinistra, frizioni di Azione sul nome di Manildo. Io credo si tratti di schermaglie ferragostiane, sebbene siamo a luglio e non in agosto. Liquida così le tensioni tra Forza Italia e Lega il responsabile enti locali di Fratelli d'Italia in Veneto Marco Della Pietra, caldi estivi, bollori elettorali, di fatto questioni personali più che politiche. Che tra il governatore e Flavio Tosi non scorra buon sangue mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, ma già da tempo. Il meloniano porta poi un altro esempio, un altro nome di peso, lo fa ritornando al marzo 2023, quando il leghista Roberto Marcato, che nei giorni scorsi ha di fatto dichiarato rotta l'alleanza con Forza Italia, aveva usato parole durissime anche con i Fratelli d'Italia, una ferita politica mai realmente ricucita. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! I toni coloriti di Marcato li conosciamo, ma ci sta che ci sia anche questa così. Però rispetto alle elezioni regionali, insomma. No, io sono convinto che si andrà assieme. Stessa convinzione hanno pure i meloniani di Padova, anche perché poi alla fine decideranno i leader. La palla è rimandata a tavoli nazionali, perché il Veneto, per quanto importante, per quanto con il suo orgoglio, per quanto con la sua specificità, non può rifugire a un'ottica nazionale di schieramento, che è quella che poi sta facendo vincere il centrodestra. E fare sintesi, si badi, non significa rinunciare al candidato presidente. Per me, naturalmente, come uomo di partito, è auspicabile che ci sia anche la possibilità di un uomo che provenga dalle file di Fratelli d'Italia o comunque indicato da Fratelli d'Italia. Altra variabile è la presentazione di una lista Zaia che potrebbe sparigliare non poco le carte nel già confuso tavolo del centrodestra, e a tal proposito si registrano le parole del ministro Luca Ceriani: l'importante è che Zaia appoggi il centrodestra. Intanto il diretto interessato dal Vicentino torna a lanciare messaggi in bottiglia. Io non ho mai avuto l'idea che chi sta concludendo la sua esperienza in un'amministrazione debba lasciare i pozzi avvelenati, quindi farò in modo che il mio successore o la mia successora abbiano assolutamente la possibilità di avere una regione in corsa e non con il freno d'emergenza tirato. Centrodestra in tilt, centrosinistra compatto con Giovanni Manildo, ma non è tutt'oro quello che luccica. L'appoggio di Azione non sembra scontato. Se il centrodestra decidesse di mettere da parte i candidati, quelli conosciuti, e magari tirasse fuori Zopas, capisce che un partito come Azione, con un candidato come Zopas, sarebbe difficile non andargli in appoggio, perché noi siamo per l'imprenditoria, abbiamo delle visioni di questo Veneto di un certo tipo, anche di sviluppo, e voglio dire, Zopas, che viene dalle associazioni industriali, non sarebbe un candidato ottimo per noi. È ormai pronta al varo la nuova nave di Mediterranea Saving Humans, che da Ferragosto sarà nelle acque del Mediterraneo centrale per aiutare quanti rischiano la vita in mare. Dalla Spagna, dove sta seguendo passo dopo passo gli ultimi preparativi per il varo della nuova nave che andrà a soccorrere i migranti, il veneziano Beppe Caccia, cofondatore insieme al mestrino Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans, non si fa trovare impreparato. Mediterranea, l'organizzazione non governativa, elogiata anche da Papa Francesco, avrà così presto 2 navi, non solo una, per il soccorso, oltre alla Mare Ionio, questa nuova Niventi. In agosto la partenza. Mi trovo a bordo di Mediterranea, la nuova nave della nostra organizzazione che stiamo preparando per la sua prima missione in mare, e anche da qui seguiamo ogni giorno l'evoluzione della situazione in Libia e nel Mediterraneo centrale. Dalla Libia continuano le partenze, proprio mentre vi sto parlando 50 persone, tra cui 6 bambini, sono in pericolo di vita in mezzo al mare. Chiesto dagli attivisti un intervento immediato. Sono persone che devono essere immediatamente soccorse. Noi abbiamo rilanciato l'allarme
che viene dalle altre organizzazioni della flotta civile. Caccia attacca il governo Meloni. Non possiamo neppure tacere sulle due vicende, i due casi che coinvolgono ancora una volta il governo Meloni. Nel giro di 48 ore si sono verificati due episodi che ancora una volta ci ricordano quanto siano inumane, ma anche irrealistiche, assurde, fallimentari le politiche migratorie, in particolare nei confronti della Libia. L'altro giorno, alla testa di una delegazione con il commissario europeo e i ministri dell'interno di Grecia e Malta, il ministro italiano Piantedosi è stato dichiarato persona non gradita e allontanato. Via del Mare, il TAR boccia il ricorso dei sindaci contrari alla sua realizzazione. Ora nuova riunione dei primi cittadini. Una sentenza che arriva anche in un relativo ritardo, tra virgolette, perché la attendiamo dal 2 di aprile e arriva, diciamo, come un fulmine a ciel sereno, perché proprio non ci aspettavamo questo panorama di ricorso inammissibile. Il TAR in buona sostanza ha scelto di non decidere. Si è fermato prima di quelli che sono i temi affrontati. Amarezza dei sindaci ricorrenti, tra cui Silea, che con la cittadinanza è un comune che già subisce conseguenze del traffico che circola da e per la Treviso Mare, essendo di fatto la sua porta d'ingresso. Noi siamo comunque esclusi dall'opera in sé, ma subiamo le conseguenze di quella che è una viabilità difficile. Si è scelto di non entrare nelle singole questioni, ma ci si arresta a valutazioni preliminari. Praticamente per noi è proprio fuori luogo il fatto che i comuni, per esempio, giudichi i comuni non interessati ad agire in giudizio, quindi con ricorso, proprio perché non partecipiamo direttamente alla spesa dell'opera. Un ricorso che non nasce dalla contrarietà del progetto in sé, ma sulle possibili conseguenze negative che la Via del Mare potrebbe avere per i cittadini delle zone prospicienti all'opera. Quest'opera è stata aggiudicata su dati risalenti a 15 anni precedenti. Dopo l'anno straordinario con i dati di presenze, fatturati ed il record del 2024, il 25 si è aperto con un segno di forte flessione negli alberghi di Venezia. Il 2024 era stato un anno record per le presenze e anche i fatturati degli alberghi in laguna e si sapeva che sarebbe stato difficilmente ripetibile. Questo 2025 però non si è aperto altrettanto bene, anzi dopo un primo semestre si prevede che ci sarà un calo attorno al 20%, dunque molto consistente. Per il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto, appena insediato, è il momento di fare il punto. 2024 che resterà sicuramente un anno record e con questo però si è chiusa un'altra parentesi, perché il 2025 si è aperto con una fase più complicata, con una discesa di quelle che sono state le aspettative. È vero, non c'era la Biennale Arte ma c'era quella Architettura e di solito va a pesare per circa un 5% sui fatturati complessivi dell'anno. Quest'anno ci siamo trovati con una parabola veramente imprevista, dove le previsioni di calo raggiungeranno probabilmente il 20%. Abbiamo già visto nella prima parte dell'anno una media di un meno 15, però i dati di tendenza ci daranno un meno 20. Vanno studiate le cause. L'anno prossimo sarà la Biennale Arte, quindi di sicuro sarà propulsiva verso una maggiore capacità di spesa e anche un maggior numero di turisti pronti a venire in Italia per visitare gli eventi, e magari si avviene anche un pochino prima. Reggono soprattutto i 5 Stelle russo, ma l'offerta è forse anche troppo ampia. Gli americani quest'anno sono in calo. 460 alberghi che hanno circa 32.000 posti letto e il 63% circa si colloca nella prima categoria e nella categoria del lusso, quindi i 4 e 5 stelle lusso. Quindi abbiamo un'offerta straordinaria da un punto di vista qualitativo. Abbiamo anche una grande offerta dal punto di vista extraalberghiero, perché sono circa 53.000 posti letto, i 43.000 sono dovuti alle locazioni turistiche.
Ora si tratta di capire se questa offerta che è stata data così ampia, proprio perché c'è stata 3 anni di crescita continua, forse è arrivata a un punto di stallo per quanto riguarda la dimensione della città. Continuano ad essere sicuramente i nostri clienti più affezionati, gli americani. Parte questa sera e durerà fino al 20 luglio la tradizionale Sagra del Pesce a Chioggia, nata nel 1938 e giunta alla 86esima edizione. La manifestazione rappresenta uno degli eventi folcloristici gastronomici più attesi della regione. La festa è dedicata ai sapori del mare e della laguna e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Per 10 sere nella bella cornice di Chioggia è possibile degustare piatti tipici della cucina locale che delizieranno i partecipanti con le ricette più classiche come il saor, il fritto misto con polenta, le bibarasse in cassopipa, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce, ma non solo. Ogni sera dalle 21:30 si potrà assistere gratuitamente agli spettacoli che saranno organizzati sul palco appositamente allestito. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.